Il modello di società benefit cerca di superare il principale limite del capitalismo, che al di là del suo innegabile successo non include nell'equazione il proprio impatto sociale-ambientale. Ecco, società benefit significa includere questo. Quali sono i numeri delle società benefit letti attraverso il dato amministrativo del registro delle imprese? Ecco, a dicembre 2024 abbiamo oltre 4.500 società benefit che occupano più di 200.000 addetti su tutta Italia per un totale del valore della produzione di 62 miliardi di euro. Vedevamo nella società benefit un modello di cambiamento del paradigma e per questo ci siamo appassionati e abbiamo pensato di, oltre che promozionare, anche impostare un sistema di ricerca basato sull'utilizzo dei dati. Le società benefit hanno un profilo strategico evoluto e sono più inclusive, hanno una maggior presenza di donne nel board e una maggior presenza di giovani all'interno del CDA. Oltre ad aver confermato una capacità maggiore di crescita del fatturato, dell'occupazione e anche di restituire maggiormente ai propri dipendenti in termini di costo del lavoro, le società benefit confermano anche un profilo strategico più evoluto in termini di internazionalizzazione, presenza di investimenti diretti all'estero, marchi, certificazioni e anche investimenti in rinnovabili. Abbiamo visto dai dati analitici di oggi alla terza edizione che le società benefit sono qualitativamente più performanti. La postura delle aziende benefit ha tre caratteristiche: appartenenza, che si esprime con la volontà di incidere nelle comunità locali e nei territori attraverso finalità di beneficio comuni che su esse hanno impatto. La seconda è equità intergenerazionale e valorizzazione del capitale umano. La terza ha a che fare con i processi interni, con la consapevolezza che solo rivedendo i processi interni delle imprese e rivedendo i rapporti lungo le catene di fornitura si possono contemporaneamente aumentare l'impatto positivo sull'ambiente e diminuire gli effetti negativi.